E da tutti questi ormai 15 anni di studi abbiamo tirato fuori, parallelamente con Sandro Garalla, attuale presidente della nostra associazione, questa mostra che è letteralmente fatta a mano, cioè ogni punto che vedete di cuoio è cucito a mano, gli elmi sono tutti fatti nella nostra piccola officina, cuoio vero, non conciamo il cuoio, perché non ci mettiamo a cavare il minerale di rame dalle miniere, però cerchiamo un approccio il più possibilmente empirico, tattile, di ricostruzione da un progetto, un'idea, un'ipotesi al manufatto reale. Cioè voi questi elementi li potete effettivamente toccare, girare tra le mani e capire. Da lì poi nascono dei dubbi, perché loro facevano queste due gobbette se la maggior parte degli elmi del tempo erano invece conici. Tra l'altro ci sono elmi conici nella prontistica figurata e sono questi col pennacchio. In alcuni casi il pennacchio addirittura presenta una testa di animale, come il famoso arciere da Uselius, scomparso purtroppo, e da lì anche un'ipotesi un po' più pragmatica, che forse questo pennacchio era magari una parte dell'animale che lì è rappresentato quasi interamente tra volto e coda, e noi infatti l'arciere di Uselius lo poniamo insieme a una volpe impagliata che è stata restituita dalla penisola, dove questi pennacchi, questa sorta di abbellimento, sono proprio le code dell'animale. Che notare questa sorta di piuma, di abbellimento, non si confonde mai con l'uso delle corna. Cioè o abbiamo questo pennacchio o abbiamo le corna, non si mescolano tra di loro. L'unico esempio è il toro androcefalo di Mula, che ha 7 pennacchio e le corna, quello è un toro. Si è dedicato a metterle una a una sul cuoio, tutti i punti cuciti a mano. Il guerriero del museo di Pigorini, che io l'ho visto di persona quando ho fatto la tesi, ha un'armatura peculiarissima con questa sorta di stringa che gli passa di fronte al petto, che alcuni riproducevano in cuoio. Noi ipotizziamo che sia di tessuto, perché ha comunque una mobilità quando poi la si veste, l'armatura la si prova. Cioè farlo di cuoio non ha senso, questa roba proprio va dietro e diventano quei pennacchi che si vedono penzolare a volte in alcuni bronzetti. A volte sono rappresentati qui sull'inguine, altre volte ovviamente sono delle statuine, quindi li rappresentavano nelle gambe, adesi, perché non potevano lasciare questi blocchi di bronzo penzolanti. Oppure, ad esempio, per quanto riguarda il guerriero di Uta con spada, la ricostruzione del guerriero di Paunei, ora vi elenco un po' tutti, il pugilatore, sempre lì poi si innesta una ricerca fatta durante questa tesi di specializzazione sul fatto che i guantoni dei pugilatori hanno un peculiare dettaglio, una guardia a forma di L, e noi ricostruendo i pugnali a Sagamata abbiamo notato che l'unica guardia conosciuta, perché quasi la maggior parte delle spade nuragiche non hanno guardia, se hanno guardia hanno un leggero accenno che è più un ricasso in realtà in termini oplologici, quindi di armi e armature. E l'unica guardia effettiva è quella del pugnale Sagamata. Quindi abbiamo fatto una ricerca che poi è scaturita anche in alcuni articoli scientifici, anche con alcuni colleghi, che il pugilatore in realtà, avendo anche dei traumi sul petto che venivano descritti dagli archeologi e dagli antropologi forensi come delle evidenze di pugnalate o di stilettate, noi abbiamo riscontrato che nel guantone del pugilatore vi è questa guardia a L, o meglio a gamma, perché probabilmente utilizzavano un pugnale Sagamata, forse per dei rituali, e questo spiegherebbe il perché hanno lo scudo rettangolare, il perché alcuni, ma molto rari, come il pugilatore da Serri, hanno addirittura gli schinieri. Un pugilatore non dovrebbe avere in genere gli schinieri. E poi c'è tutto un discorso anche relativo all'età, alla cronologia di morte degli individui sepolti a Monteprama, tutti molto giovani, come se avessero quasi superato un rituale di passaggio. Quindi ci sono queste evidenze che noi mescoliamo con la ricostruzione, e la ricostruzione stessa diventa un momento di ricerca e di comprensione di che cosa andiamo a ricostruire, perché altri hanno ricostruito i pugilatori con delle borchie, ma nell'originale, nel bronzetto, le borchie non ci sono. C'è solo una sfera con una guardia sotto, e questa guardia ha uno spuntone. Non ci sono 20.000 borchie. L'altra cosa, le sacerdotesse, come la famosa sacerdotessa con cappello cosiddetto la strega di Teti, l'arciere di Sarda, molto somigliante all'arciere di Esterzili, e l'arciere di Esterzili in realtà in più ha la placca al petto fatta allo stesso modo, tant'è che abbiamo presunto che queste
questa doppia V che si vede al petto non sia una protezione, ma siano in realtà le bretelle che tengono il gonnello borchiato, che poi si riscontra anche nell'arciere degli sterzini. E poi il guerriero dal sulcis, mancante di braccia e di gambe. Noi abbiamo più o meno ricostruito un'idea di come potevano essere anche schiniere e guantone. Il famoso guerriero di Padria, con queste corna enormi che in realtà non hanno un riscontro con corna di animali veri, perché sono troppo grandi. Tra l'altro anche la ricostruzione dello scudo è stata molto particolare, con tutte le spirali, lo scudo, il decoro che rappresenta quasi quello che si riscontra in alcune pintaderas, quindi anche questa è una peculiarità molto strana. Le spade che vengono a volte definite come armi da lancio, in realtà probabilmente spade votive. Ecco, che armi utilizzavano? Perché le armi poi le possiamo datare con un po' più di precisione.